Ooh, that sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion, just my kind of heat. Keep it on repeat, testify the motion, loving this devotion. Live it up, live it up, sweet emotion. Every time, every night, you and I on a roll. Switch it up, switch it up, switch it up where I'm going. Stay on the fly just in time, know the right way to go. I'm on the road, it's my time, taking control of my life. I want to run the red lights, I've got to run this show. You always take me so high, you always make the highlights. I love the way we vibe, you're like a centerfold. Ooh, that sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion, just my kind of heat. Keep it on repeat, testify the motion, loving this devotion. Ooh, that sugar. Ciao a tutti, oggi siamo a Lagole, una frazioncina di Calalzo di Cadore, e andiamo fino al lago delle Tose. Prima vedremo delle belle cascatelle e poi vediamo il lago dove vi racconteremo la storia del suo nome. Venite con noi. Allora, Panino col salame col fetta. sì, ma digli che tipo di pane, con le Quello olive pane che con le olive, buonissimo. Sì, veramente. Croccantissimo. abbiamo trovato a Longarone un panificio Una che fa favola. con le olive la fine del mondo, veramente. Non siamo riusciti a farvi la pasta Sì, quota, ma prossimamente. la prossima volta facciamo i ravioli. Ravioli colorati. Sì, facciamo la bandiera italiana. Sì, facciamo la bandiera italiana con i ravioli, con la pasta fatta. Facciamo con gli spinaci, che Sì. sono quelli verdi, Sì, normali, Sì. e poi il rosso con cosa lo fai? con la barbabietola. Ah, con la barbabietola. Barbabietola. O se no si può fare quelli neri, che li facciamo col nero di seppia. No, Anche. dai, dopo vediamo, dai. Sì. Sbizzarriamoci un po' più avanti. Dai, intanto per oggi ci accontentiamo dei panini. Sì, dai. Fatto l'inizio del sentiero per arrivare al lago delle Tose e ci stiamo avventurando.
Ecco, dopo un breve percorso siamo arrivati al lago delle Tose, che vedete qui alle mie spalle. Carino. Dunque, il nome Lago delle Tose deriva, vuol dire Lago delle Ragazze, deriva dal fatto che le ragazze del paese venivano a bagnarsi in queste acque, che apparentemente erano acque di bellezza. In realtà è stato effettivamente constatato anche dal punto di vista medico che queste sono davvero acque curative dal punto di vista della gestione, per rimarginare le ferite eccetera. La temperatura è costante a 10,6 gradi, per cui uno coraggioso magari d'estate il bagno ce lo fa, Sì. in queste acque curative. Comunque narra la leggenda che le anguane, arrabbiate dal fatto che questo lago rendeva le ragazze del paese così belle, le abbiano una volta trucidate tutte. Per gelosia. Per gelosia, sì, perché le anguane sono questa specie di, sono donne d'acqua, questa specie di divinità minori dei fiumi, molto simili alle naiadi greche, come idea, no? Sì. Vabbè, Anguane, dai. aguane, Sì. dipende dopo dalla zona, ci sono tante leggende sulle donne d'acqua. Comunque dai, carino come posto, consigliato, fare un giro, ci metti tanto, però c'è il giro del lago che in stagione adesso è vuoto quasi, lo hanno drenato sì, ma fuori. c'è il lago grande che è un lago artificiale, il lago di Calalzo, che è molto bello, sì. Centrale, e qui avete magari qualche cascatella. Mi sembra si può anche bere sta acqua qua, mi sembra che è minerale. Sì, è minerale, È curativa. minerale, sì, curativa c'è. Curativa quest'acqua qua. C'è questa schiuma che si vede, non è una schiuma perché è inquinata, perché è lo zolfo, chissà cosa, Sì, ha delle infatti si dovrebbe particelle. sentire anche l'odore. Infatti del si zolfo. sente l'odore anche. E queste acque, tra l'altro, le loro proprietà curative sono note fin dall'epoca preromana, Sì. perché qui ci venivano i venetici, i celti, è stato scoperto anche un antico A santuario. parte questa è zona celta. Sì, queste sono tutte Sì. zone celtiche. Sì. E ci venivano poi anche i romani, Sì, quindi sì, si sapeva che avevano proprietà curative. Il posto è carino, questo carino, dai, è piccolino, dai, però si va. Va bene. Eccoci arrivati alla fine del percorso, avete visto con noi le cascatelle di Lagole, avete visto il lago di Centrocadore che è un lago artificiale e poi il laghetto delle Tose con le sue acque minerali rigeneranti. Speriamo che vi sia piaciuto il percorso, venite a farlo soprattutto d'estate.